Oggi siamo qui in Camera di Commercio e in collaborazione proprio con la Camera di Commercio insieme ad RFI presenteremo l'analisi costi-benefici e lo studio di fattibilità del collegamento ferroviario all'aeroporto di Verona al Catullo, anzi dei collegamenti ferroviari, perché in realtà saranno due, uno verso la stazione Portanuova e Mantova, di fatto che si collegherà alla linea Verona-Mantova, e un altro dall'aeroporto Catullo verso il lago. L'analisi costi-benefici ha dato esiti molto positivi e lo studio di fattibilità ha dimostrato che un investimento di questo tipo può veramente risolvere anche molti problemi di accessibilità al lago di Garda, visto che la Gardesana non è sufficiente per dare risposta ai milioni di turisti che tutte le estati visitano il nostro lago. Da oggi si parte con la condivisione di un lavoro che dura da qualche anno e poi RFI potrà partire con la progettazione e avviare tutto l'iter che confido che vedrà la realizzazione di questo importante investimento non solo per il sistema veronese ma anche per le province circostanti.